La polizia penitenziaria in servizio al Petrusa oggi incrocia le braccia, sciopero contro le gravissime condizioni in cui sono costretti a lavorare. Accoltella la moglie alla Tempia, arrestato per tentato omicidio, e chiamare il 112 la vicina di casa che ha sentito le urla. 5.000 posti in Sicilia per il sostegno, il bando in realtà, mega quizzona ad aprile. Calcio, poker per l'Acragas, basket, battuta d'arresto per la Fortitudo a Rieti, volley, bene la Seap in casa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi giornata di sciopero del personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento che lamentano le gravissime condizioni lavorative all'interno del carcere Petrusa. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ennesima manifestazione del personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento alla presenza delle tante rappresentanze sindacali. La mattina davanti all'Istituto Penitenziario Petrusa, il pomeriggio sit-in innanzi alla Prefettura per spiegare nuovamente le ragioni della protesta. Tra le tante problematiche, il sovraffollamento del carcere, la mancanza di personale, circa 40 addetti a meno, nonostante diverse siano state le visite dei parlamentari, è anche in corso un'indagine della Procura della Repubblica che è ancora in fase embrionale. Chiediamo maggiore intervento dell'amministrazione penitenziaria centrale, l'aumento dell'organico che negli ultimi periodi si è assottigliata di 40 unità. Chiediamo maggiori garanzie e chiediamo la risoluzione dei problemi in modo che il personale possa lavorare più sereno e più tranquillo. Noi siamo qua stamattina a manifestare perché già da lontano 15 dicembre del 2017 abbiamo detto che col taglio del personale paventato dalla legge Madia la casa circondariale di Agrigento non avrebbe avuto anni felici e quindi i fatti oggi lo dimostrano, in quanto l'amministrazione non è nelle condizioni nel mese di febbraio di garantire al personale i diritti soggettivi, vedi le ferie, tra la quale ferie del 2018, e quindi attualmente l'organico previsto dalla legge Madia, che era di 236, siamo sotto i 200, quindi con il passare del tempo l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale e tutti non hanno avuto a cuore risolvere le problematiche di Agrigento. Con la chiusura degli OPG ad Agrigento vengono assegnati quotidianamente detenuti che hanno patologie psichiatriche che giustamente il personale di Agrigento, senza essere con corse adeguate per gestire questi detenuti, dobbiamo fare fronte dell'esperienza, e grazie a Dio con l'esperienza del personale si riesce a evitare situazioni incresciose e compagnia bella. Abbiamo organizzato questa manifestazione dividendola in due fasi diverse, anche per sensibilizzare di più l'opinione pubblica e rivendicare molte situazioni che qui ad Agrigento con poca trasparenza vengono gestite. Le problematiche più importanti interessano il personale e la superficialità che questa direzione affronta con le organizzazioni sindacali, rivedendo l'organizzazione del lavoro e razionalizzando tutte le risorse disponibili. Poi abbiamo riscontrato vari tipi di insofferenze da parte del personale che andavano sicuramente nell'immediato, quello che avevamo chiesto noi, riviste e attenzionate. Ecco, la latitanza dell'ufficio superiore, di quanti dovrebbero interessarsi a far sì che questo istituto riprenda un funzionale ritmo è mancata, e quindi oggi davanti al prefetto chiederemo proprio che si intervenga precisamente. Allora, oltre già alle problematiche rappresentate dai miei colleghi della compagine sindacale, si vuole portare a conoscenza anche che la struttura di Agrigento è una delle poche strutture in Italia che a tutt'oggi non sia adeguata alle norme, nello specifico al DPR anche 230/2000, laddove già prevedeva all'epoca la presenza delle docce all'interno delle camere detentive, il che poi si va praticamente ad essere un aggravio di lavoro per il personale della polizia penitenziaria, che è costantemente impegnato anche per questa incombenza, che può sembrare una banalità ma che di fatto invece occupa tantissimo tempo per il personale di polizia e quindi aggravando ancora di più la situazione lavorativa.
Oltre a questo si rappresentano pure altre anomalie circa anche i mezzi in uso al nucleo dotazione e prendionamenti, mezzi vetusti che non rispettano minimamente le normative con più di 400.000 km, il che costringe il personale ad operare sempre in situazioni di difficoltà con il rischio possibilmente di rimanere in panne appunto per l'usura dei mezzi che vengono utilizzati a tutt'oggi. A Raffadali i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine per tentato omicidio della moglie. Una vicina di casa ha telefonato nottetempo al 112 dicendo «Correte, urla e lamenti provengono dall'appartamento accanto al mio». I particolari nel servizio. I carabinieri hanno arrestato un 58enne di Raffadali per tentato omicidio della moglie dopo che una lite in famiglia si è trasformata in violenta aggressione. Notte movimentata a Raffadali. La centrale operativa di Agrigento, tra le tante telefonate notturne, riceve una richiesta di intervento per una lite in famiglia. Una vicina di casa sente urla e lamenti provenire dall'appartamento accanto e preoccupata chiede che una pattuglia dei carabinieri possa accertare cosa stia accadendo. I militari della stazione di Raffadali si precipitano subito sul posto presso un'abitazione nel centro del paese, bussano insistentemente alla porta finché un uomo agitato apre con una penna a sfera in mano sporca di sangue. Dice di avere litigato con la moglie e nel corso di un diverbio ha colpito in testa la consorte con la penna. I carabinieri girano per casa, vedono macchie di sangue per terra e arrivano in cucina dove trovano la donna seduta su una sedia che piange reggendosi la testa. Ha una vistosa ferita all'altezza della tempia sinistra, troppo grande per essere stata causata da una penna. Senza attendere altro tempo i carabinieri controllano in maniera accurata le stanze di casa fino a trovare un coltello di 20 centimetri sporco di sangue. A quel punto la situazione è chiara, la lite in famiglia è degenerata in una violenta aggressione. Nel frattempo un'ambulanza immediatamente allertata presta le prime cure alla donna, l'accompagna in ospedale dove verrà tenuta in osservazione tutta la notte per trauma cranico, non in pericolo di vita. Il 58enne invece, come disposto dal magistrato di turno, la dottoressa Alessandra Russo, che ha immediatamente coordinato le attività, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I prossimi accertamenti dei carabinieri faranno luce sul passato familiare della coppia, cercando di accertare se ci sono stati altri episodi simili di violenza. La Regione ha fatto un passo in avanti in seguito a un certo immobilismo da parte dell'ATI e dei sindaci che la compongono nella realizzazione del nuovo piano d'ambito che costituisce a tutti gli effetti la struttura per la determinazione della futura forma di gestione idrica. Dopo l'annuncio dei mesi scorsi da Palermo hanno deciso di attivare il cosiddetto intervento sostitutivo nominando un commissario ad acta. Si tratta di Girolamo Galizzi, dipendente del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge, in particolare la redazione e aggiornamento del piano d'ambito necessaria per il successivo affidamento del servizio a un gestore unico, anche al fine di scongiurare la perdita dei finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027. Al commissario, tra l'altro, spetterà entro la fine dell'anno l'individuazione anche di un gestore del servizio. Una crisi che dura quasi da 2 anni. Era il marzo 2018 quando Margherita La Rocca Ruvolo, deputata all'Assemblea regionale, lasciava il ruolo di presidente del gruppo UDC. Adesso la fine potrebbe arrivare con un nuovo percorso all'interno di Fratelli d'Italia. Arturo Cantella. UDC, Fratelli d'Italia, diventerà bellissima e Forza Italia potrebbero convergere sul candidato a sindaco della città, Marco Zambuto, stante le dichiarazioni dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, un accordo siglato all'Assemblea regionale siciliana recentemente, che vale anche per gli altri comuni della provincia di Agrigento, cui si andrà a votare il prossimo mese di maggio, mentre su questa decisione si è defilata la Lega. Parliamo ora della politica, ci sono cambiamenti in vista e che tipo di preferenza avete per la candidatura a sindaco ad Agrigento? Ma guardi, io su questo veramente sono molto, vado con i piedi di piombo. Anzitutto devo dire che in Assemblea regionale ci siamo incontrati più volte le forze di centrodestra, ma in uno degli ultimi tavoli è venuta meno la Lega, quindi non so che tipo di scelta stia valutando, vogliano fare, quindi in maniera compatta quella parte di centrodestra che è dato da Forza Italia, da UDC, da Fratelli d'Italia e dal Movimento Bellissima, ecco, da questa parte è venuto fuori l'idea intanto di essere insieme in quelle che sono
diciamo, le campagne elettorali che ci aspettano, quindi dalla nostra provincia con il capoluogo in testa a tutto il resto dell'isola. Dall'altro lato abbiamo cercato di convergere su un unico nome, ecco. E su questo, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia, c'è stata una, diciamo così, una nomination, se la possiamo definire in questa maniera, che è quella dell'avvocato Zambuto. Si parla di un suo passaggio a Fratelli d'Italia, cosa c'è di vero? Ma io dico che in questo momento di vero poco, nel senso che si fanno delle valutazioni, siamo in un momento diciamo della politica nazionale particolare e a maggior ragione della politica regionale in cui a 2 anni e mezzo da quando ho iniziato questo secondo mandato e da quando è partito il governo del Presidente Musumeci, delle valutazioni le fai. Allora le valutazioni si fanno perché a metà strada bisogna sempre fermarsi, guardare indietro, capire qual è stato il percorso fatto sinora e cosa si vuole fare per arrivare al traguardo. Da un punto di vista legislativo, per esempio, lo dico molto francamente, nel momento in cui tu hai portato in cantiere diversi disegni di legge e vorresti che l'attività legislativa proseguisse con l'approvazione di quei disegni di legge, io in particolar modo dico mi sta a cuore quello sulla prevenzione e la cura della ludopatia e per questo sto lavorando perché questo disegno di legge veda la luce in Commissione Bilancio e dalla Commissione Bilancio possa passare all'Aula. Così come da un lato vedo il mio lavoro legislativo, dall'altro lato vedo il mio percorso politico. Su questo percorso politico ho con molta attenzione in questi 7 anni valutato quello che è il centro, perché e nasco in un centro che è dato da un partito che è l'UDC, un UDC che purtroppo si è molto, diciamo così, come dire, liquefatto, no? Soprattutto in questi ultimi 2 anni e mezzo. Allora l'attesa è stata quella di un'attesa perché si ricomponesse il centrodestra, si ricomponesse questo centro che mi ha, diciamo, vista nascere politicamente. Devo dire ad oggi vedo poche cose ed è ovvio che tu cominci a valutare e a capire cosa fare. Io in questo momento sono in un momento di analisi e valutazione, non ho fatto assolutamente nessun tipo di scelta. L'onorevole Meloni in questo quadro non fosse altro forse perché è una donna per le battaglie che porta, i valori della famiglia, uno per tutti, l'identità che non ha mai rinnegato, il combattere determinate battaglie proprio legati a quei valori che la nostra terra ancora ha, certamente mi fanno guardare a lei con ammirazione, però devo dire in questo momento io una scelta politica in questo senso non l'ho fatta. In realtà il bando per diventare insegnanti di sostegno, il concorso è previsto per il 3 e il 2 aprile. In Sicilia ci sono quasi 5.000 posti. I particolari con Lello Casesa. Saranno circa 4.000 i posti messi a concorso nelle scuole siciliane sui 19.000 a livello nazionale per ottenere la specializzazione al sostegno e poter insegnare a scuola. Un riconoscimento importante che favorisce l'occupazione in Sicilia e consentirà ai 4.000 docenti di ruolo precari di acquisire la specializzazione richiesta per l'insegnamento agli alunni disabili. Un numero elevato di posti in Sicilia, una volta tanto, fa indignare il Nord, che protesta. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato l'atteso bando per acquisire la specializzazione agli alunni disabili, un requisito che anche nell'isola scarseggia. Sono quasi 5.000 docenti di sostegno che lavorano nelle scuole siciliane senza il titolo di specializzazione. Dal nord, dove la carenza di posti è ancora più pesante, i sindacati protestano. Gli alunni sono tutti uguali, dichiarano i sindacalisti della CISL in Lombardia. Siamo contenti per quelli siciliani, ma vorremmo che anche quelli lombardi possano avere docenti specializzati. In Lombardia, dove lavorano quasi 18.000 docenti di sostegno privi di titolo, sono stati assegnati 1.090 posti, meno di un quarto di quelli arrivati in Sicilia, che da sola gestirà più posti di quelli affidati a tutte le regioni settentrionali. Saranno le università, infatti, ad organizzare i corsi. Per l'accesso è previsto un test di ammissione che si svolgerà il 2 aprile per coloro che ambiscono ad insegnare alla scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. Il giorno successivo, il 3 aprile, per chi vuole insegnare alla media alla scuola superiore. Superato il test, occorrerà
seguire un corso obbligatorio e dare gli esami, costo complessivo intorno ai 4.000 euro. Raffaele Zarbo, ex direttore del provveditorato di Agrigento, ha inviato una diffida e messa in mora al Ministero dell'Istruzione. Il caso è quello della mancata nomina del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Zarbo ravvisa molteplici profili di illegittimità e intima di procedere all'attribuzione a lui dell'incarico di direttore generale con decorrenza 9 agosto. La nomina di Raffaele Zarbo era stata infatti fatta proprio il 9 agosto. Viene sottoscritto il contratto al Ministero e inviato alla Corte dei Conti, che però lo rimanda indietro chiedendo prima una integrazione di documentazione, poi altri chiarimenti. Il Ministero dell'Istruzione poi ritira tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e avvia una nuova procedura di interpello. Da allora è di fatto tutto fermo, anzi no, sono succeduti 3 ministeri: Marco Bussetti, Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, e nessuno ha ancora posto rimedio. 2 ragazzi con in pugno armi giocattolo hanno tentato una rapina in un tabacchi di Canicattì. I particolari nel servizio. Sabato sera a Concitato, a Canicattì, erano le 20:15 quando gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti in via Pirandello presso una rivendita di tabacchi per tentata rapina. Poco prima un uomo travisato da un cappuccio era entrato all'interno dell'esercizio commerciale imbracciando un fucile mitragliatore, verosimilmente arma giocattolo, e senza proferire parola si è impossessato della cassetta del registratore di cassa contenente l'incasso giornaliero. La pronta reazione dei proprietari che colpivano il malvivente per ben 2 volte sul corpo con un manico di scopa in legno faceva desistere il rapinatore e consumare l'evento delittuoso. Infatti l'uomo abbandonava sul posto la cassetta dell'incasso e non portava via nessun altro valore dalla tabaccheria. Il malvivente, una volta uscito dall'esercizio commerciale, si è dato a precipitosa fuga, facendo perdere le tracce a bordo di un ciclomotore guidato da un complice. Indagini sono in corso. Intanto la polizia di Canicattì, in esecuzione dell'ordinanza in tema di misure alternative alla detenzione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ha sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare un uomo di 48 anni del posto, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, che deve scontare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di smaltimento illegale di rifiuti non autorizzato. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. L'ARS chiede indietro i soldi non spesi con la democrazia partecipata. La Regione Sicilia ha multato diversi comuni che dovranno restituire le somme non impiegate, cifre pari al 2% del bilancio comunale. Scopriamo quali sono questi comuni nel servizio. La Regione siciliana, con il decreto del dirigente generale dell'assessorato alle autonomie locali numero 435, chiede a 17 comuni agrigentini di restituire i fondi che avevano già ricevuto per la democrazia partecipata per il 2017 per non averli spesi. Un'opportunità persa per i comuni agrigentini che risultano sanzionati dal Dipartimento delle autonomie locali per non aver speso o attestato le somme del bilancio partecipato di 3 anni fa. L'elenco purtroppo è molto lungo. Alessandria della Rocca dovrà restituire 22.527 euro, Calamone 8.227, Camastra 12.511 euro, Canicattì 17.167 euro, Comitini 5.657, Favara 576 euro, Grotte 12.000 euro, Licata 2.800 euro, Lucca Sicola 9.000 euro, Menfi 4.500 euro, Montallegro 11.200 euro, Palma di Montechiaro 16.720 euro, Ravanusa soltanto 280 euro, altro valore anomalo. Sambuca di Sicilia 6.977 euro, San Biagio Platani 6.273 euro, San Giovanni Gemini 11.568 euro, Santo Stefano di Quisquina 13.086 euro. Dei 340 milioni di euro che nell'anno 2016 la Regione Sicilia ha trasferito ai suoi 390 comuni, almeno 6 milioni e 600 mila euro, cioè il 2%, sarebbero dovuti essere destinati al finanziamento di forme di democrazia partecipata. È successo invece che quasi 2 milioni, in particolare 1.834.000 euro, non sono stati spesi dai comuni e dovranno quindi essere restituiti alla Regione. I sindaci glissano, nessuno ammette l'errore, anzi la maggior parte degli amministratori dei comuni agrigentini chiamati a restituire le somme per la democrazia partecipata del 2017 e messi in mora dalla Regione dicono che è tutto a posto. Si è trattato di un errore di comunicazione tra i nostri uffici e quelli del Dipartimento regionale, ha dichiarato il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. Stiamo provvedendo a rettificare
rettificare l'errore che è riferito alla rendicontazione delle spese. Anche il sindaco del piccolo comune di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, spiega: noi siamo in regola, abbiamo speso le somme che ci sono state trasferite dalla regione e abbiamo provveduto all'elencazione delle procedure da trasmettere al Dipartimento delle Autonomie Locali. Quest'anno, in occasione del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, il Festival dei Bambini del Mondo compie 20 anni. Il festival, ideato e promosso da Giovanni Di Maida e Claudio Criscenzo, coniuga il folklore con la promozione umana e sociale per difendere i diritti dei minori e promuovere i valori della pace e della fratellanza fra i popoli. Il festival è organizzato dall'AIFA, Associazione Italiana Folk Agrigento, presieduta da Luca Criscenzo, figlio del defunto Claudio, ed è inserito tra le manifestazioni del folklore giovanili più importanti e prestigiose al mondo. Quest'anno, in occasione del ventennale, parteciperanno 10 gruppi. Ascoltiamo lo stesso Giovanni Di Maida. Al via a giorni la 20ª edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che precede quella del Mandorlo dei gruppi maggiori, un evento la cui richiesta di partecipazione aumenta di anno in anno. Ecco, come Bambini del Mondo ci saranno delle novità? Sì, l'ultima novità in ordine temporale è stata quella di ieri pomeriggio, ovvero l'insediamento di una giuria che è composta da bambini e che valuterà e giudicherà i patrimoni e le tradizioni che porteranno questi gruppi di bambini provenienti da ben 10 paesi del mondo. All'interno del Mandorlo in Fiore c'è il Festival dei Bambini del Mondo, un festival riservato ai gruppi dei bambini provenienti dai vari paesi del mondo. Ormai siamo giunti alla 20ª edizione. Questi gruppi bambini esprimono le loro culture con balli e canti della propria tradizione, ciò che l'UNESCO tutela al che ci siano le generazioni future. Questa è la nostra prima riunione e oggi abbiamo alcuni compiti da fare, ovvero dobbiamo studiare le culture rappresentate dai vari gruppi, poi dobbiamo interagire con loro quando, non soltanto nelle performance, ma quando anche sono con noi. E poi giudicheremo soprattutto anche come loro ci trasmettono la propria cultura e la tradizione, non che ne so, l'estetica o come ballano. Perché lo scopo di Mandorlo in Fiore è far riunire i popoli e avere un mondo di pace e serenità. Ma quali le ultime novità sulla festa del Mandorlo? Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, è tutto già organizzato, il parco archeologico ha già anche approvato il bilancio, per cui nei prossimi giorni saranno posti in essere tutti gli atti necessari per l'organizzazione della manifestazione. I gruppi sono già tutti pronti, mancano soltanto 15 giorni all'avvio del primo step di questo 75esimo Mandorlo in Fiore, che è il 20° Festival internazionale dei Bambini del Mondo. A Naro, dove nei primi decenni del secolo scorso ha tratto origine la sagra del Mandorlo in Fiore come festa della primavera precoce, il sindaco Maria Grazia Brandara è stata costretta a rimandare la sagra del Mandorlo in Fiore per carenze di risorse finanziarie. La sindaca Brandara ha rivolto un apposito messaggio ai concittadini naresi. Lo vediamo. Quest'anno l'edizione del Mandorlo in Fiore 2020 a Naro non si farà. Ad annunciarlo è il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, che in un suo video spiega le ragioni. Siamo in gestione provvisoria. Le spese per il Mandorlo in Fiore potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio. Quindi l'arrivo del commissario regionale per il bilancio, sin dal giorno del nostro insediamento, afferma l'onorevole Brandara, abbiamo dovuto agire in regime di gestione finanziaria provvisoria e sappiamo le difficoltà di questo comporta. Se io avessi saputo prima di questa situazione, forse ci avrei pensato 10 volte, 100 volte prima di accettare la candidatura a sindaco, ma ormai siamo qui e non possiamo abbandonare. Cari concittadini, oggi voglio parlarvi del perché siamo costretti a rimandare la sagra del Mandorlo in Fiore. E lo faremo con molta chiarezza e guardandoci negli occhi. Vedete, siamo in gestione provvisoria e le spese per il Mandorlo in Fiore potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio. Per la verità già probabilmente qualche passività arretrata, seppur di modica entità, per prestazioni artistiche o musicali o di intrattenimento già l'abbiamo.
anche se devo dire che la maggior parte delle spese per eventi culturali, musicali, di intrattenimento hanno trovato copertura negli sponsor o nell'intervento gratuito delle locali associazioni, che ringraziamo ancora una volta, o nei finanziamenti regionali come il Natale, che ha fatto vivere a noi naresi e non solo tanta ma tanta atmosfera di festa. Vedete, non vogliamo creare debiti ed è per tale ragione che rinviamo, come un corretto amministratore ha il dovere di fare, rinviamo, dicevo, la tradizionale sagra del mandorlo in fiore. Vedete, in questo momento storico il comune di Naro sta attraversando un difficile problema, un problema legato al bilancio, situazione che quasi tutti conoscete, ma che voglio brevemente riassumere, considerato che è una storia che non è di oggi, ma arriva da lontano. Vedete, per gli anni, per tornare insomma a un argomento che è stato molto dibattuto in questi giorni, per esempio per gli anni 2014 e 2015 lo Stato aveva notevolmente ridotto i trasferimenti ai comuni, compresa la nostra Naro, prevedendo di sopperire a tali mancati trasferimenti con l'IMU sui terreni agricoli che i comuni avrebbero introitato. Come sapete, molti concittadini, forse perché male consigliati, non hanno pagato. Torniamo al Comune di Naro e al suo bilancio. Al nostro insediamento abbiamo trovato un disavanzo di 450.000 euro. E già ci eravamo adoperati per spalmare questo debito nel triennio così come prevedeva la norma. I revisori ci hanno detto, da un approfondito esame che hanno fatto, che il disavanzo non era di 450.000 euro, ma in realtà era più di 1 milione di euro. E poi è andato in pensione il ragioniere comunale. E poi abbiamo dovuto assegnare ad interim ad uno dei capisettore la ragioneria e le finanze, caricando quel caposettore di un peso non indifferente in un ambito non di sua competenza. E poi ancora c'è stata una perdita di dati del database, del software dei servizi finanziari. E poi è arrivato il commissario ad acchita regionale per il bilancio e così via. Se io avessi saputo, vi parlo con il cuore in mano, se io avessi saputo di questa situazione prima, forse ci avrei pensato 10, 20, 100 volte prima di accettare la candidatura a sindaco. Ma ormai siamo qui e non possiamo abbandonare. Adesso abbiamo il dovere di andare avanti, abbiamo il dovere di risolvere la situazione. Vedete, sono tante le cose importanti a cui stiamo lavorando. Le vedrete con i vostri occhi nei prossimi mesi, ma vi assicuro che presto farò un video per anticiparvele. In arrivo 2 milioni di euro per l'autostrada Messina-Palermo. C'è il servizio. Migliorare la sicurezza sulle strade siciliane è questo l'obiettivo del governo Musumeci, che ha destinato, su proposta degli assessori alle infrastrutture Marco Falcone e all'economia Gaetano Armao, 2,5 milioni di euro per interventi sull'autostrada A20 Messina-Palermo. In particolare si procederà alla realizzazione di impianti di supervisione, telecontrollo e radio nelle gallerie Tindari e Capo d'Orlando. Negli ultimi 3 anni i 2 tunnel sono stati oggetto di opera per la messa in sicurezza, per il consolidamento delle pareti e delle calotte, nonché per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici. E proprio 6 mesi fa sono stati riaperti completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia. Proseguono gli investimenti della Regione, evidenzia il presidente Nello Musumeci, per rendere più sicure e efficienti le arterie stradali dell'isola, da anni ormai abbandonate dalle province e in parte trascurate dall'ANAS. Siamo intervenuti sulla viabilità cosiddetta secondaria, la cui manutenzione dovrebbe essere in carico alle ex province. E proprio su questi ultimi 15.000 km di strade, oltre alle risorse già stanziate, 100 milioni di euro, stiamo pensando di destinare un'altra corposa fetta di finanziamenti derivanti dalla rimodulazione dei programmi di spesa europei e nazionali.
Ma non può bastare. Al governo nazionale, che con una legge folle, la del Rio ripresa da Crocetta, ha devastato gli enti provinciali. Continuiamo a chiedere: restituisca alle province alla loro originaria funzione, dotandole di risorse, oppure istituisca in Sicilia un commissariato con poteri speciali e almeno 2 miliardi di euro per rimettere in sesto una parte delle strade provinciali disastrate. Nessuno a Roma può far finta di non sapere. Ci fermiamo adesso per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Agricoltura siciliana al via alla campagna per la commercializzazione extraeuropea del servizio. I dettagli sulla modulistica utile alle aziende interessate. Vediamo. Al fine di programmare le esportazioni per la prossima campagna commerciale 2020-2021 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell'Agricoltura l'avviso per le aziende siciliane interessate all'esportazione di agrumi in Brasile e nella Repubblica Popolare Cinese e di uva da tavola in Canada e Uruguay. Le aziende esportatrici interessate dovranno infatti aderire al programma messo a punto dal Servizio Fitosanitario regionale entro il 31 marzo prossimo, attraverso la modulistica scaricabile sul sito web dello stesso ufficio, alla voce certificazione import-export. Questo per avviare i necessari controlli e trattamenti fitosanitari sui prodotti destinati all'esportazione, atti a verificarne l'eventuale presenza di parassiti da quarantena, come previsto dalla normativa fitosanitaria dei paesi extra Unione Europea. La valorizzazione dei prodotti e la promozione della nostra economia, afferma l'assessore per l'agricoltura Edi Bandiera, passano anche attraverso la ricerca e la penetrazione nei nuovi mercati che garantiscono l'intercettazione di larghe fasce di consumatori. Siamo già al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi le autorità canadesi circa la possibilità di un'intesa commerciale per altre eccellenze del nostro territorio, pomodoro e pomodorini. La problematica concerne le misure di sicurezza in ordine al rischio fitosanitario tuta absoluta, patogeno che riguarda soprattutto il prodotto commercializzato con le parti verdi, per il quale gli uffici hanno già proposto un metodo di disinfestazione del carico che ne garantisca la sicurezza, in alternativa all'uso di bromuro di metile vietato per legge. Calcio, tutti i risultati di eccellenza a partire dall'Acragas che vince 4-0 a Cefalù, punti importanti per i biancazzurri. Carmelo Lentini. Com'era prevedibile alla vigilia del match, l'Acragas passa agevolmente al Santa Barbara di Cefalù con una quaterna di reti, che alla fine potevano essere molto di più. I baby della Cefaledium hanno cercato di arginare nel migliore dei modi gli attacchi sferrati dal bomber Gambino e compagni, che partiti al piccolo trotto sono riusciti a sbloccare il risultato solamente alla mezz'ora. Il tecnico Totovullo, prevedendo la forte differenza e consistenza tecnica tra le due squadre, ha voluto schierare una formazione quasi del tutto inedita con alcuni innesti dalla panchina. Spazio a diversi ragazzi della rosa biancazzurra che hanno fatto la loro bella figura giocando quasi per buona parte dei 90 minuti. Poi spazio a tutti gli altri per tenerli sotto pressione. Sino alla mezz'ora si è visto un Acragas sprecone sotto rete, poi al 32esimo Sant'Angelo sbloccava il risultato con un tiro radente e preciso. La compagine biancazzurra insiste e al 35esimo ancora il bomber Gambino firma il raddoppio, sfruttando alla perfezione un assist di La Rocca. I giovani locali sono alle corde e al 46esimo subiscono il tris su calcio di rigore. Dal dischetto trasforma ancora Gambino ed è con questo risultato che si conclude la prima frazione del gioco. Al ritorno in campo il tecnico Vullo effettua dei cambi propedeutici per fare rifiatare i titolari, ma la musica non cambia e al 70esimo Sant'Angelo segna la sua doppietta personale prima di cedere il proprio posto a Mannina. L'Acragas tira il freno e non si registrano altre segnature, anche perché era importante incamerare i 3 punti in palio. Adesso domenica si ritorna in campo per affrontare l'Alcamo. La rincorsa all'alta classifica continua. Anche questa settimana non cambia nulla. Le 3 battistrada hanno tutte vinto. Il Canicattì per il rotto della cuffia con l'irriducibile Don Carlo Misilmeri, il Dattilo con il Castellammare ed infine l'Acragas con la Cefaledium. Pareggiano la Profavara
la sfida interna con la Parma che era riuscita a ribaltare il risultato, e la San Cataldese che ha rischiato di perdere al cospetto del proprio pubblico con il combattivo Mazzara. Anche a Campofranco non si va oltre il pari tra il locale Sporting Vallone e il CUS Palermo. Domenica prossima sarà un'altra giornata intensa e che prevede Mazzara Canicattì, Acaragassi Alcamo e CUS Palermo Dattilo. Ancora calcio, scendiamo di categoria, vediamo i risultati di promozione. Carmelo Lentini. Anche nel campionato di promozione Girone A tutte le battistrada hanno ottenuto altrettante vittorie, per cui la classifica non cambia. L'Unitas Sciacca si aggiudica il derby con l'Empedoclina in rimonta. Grande paura al Gurrera quando una deviazione del Sacense Maniscalco regalava il vantaggio alla squadra granata. Poi arrivava il pari di Vaccaro e le reti di Tummiolo e Galluzzo che hanno regalato 3 punti preziosi. Negli anticipi del sabato hanno vinto le dirette inseguitrici in maniera netta. La Folgore sul campo del Casteldaccia per 0-4 ed il Casteltermine a Villabate per 0-3 con reti di Fofanà, una doppietta, e di Benedetto. Adesso tutte e 3 sono in fila a Indiana con un punto di distacco una dall'altra. Per quanto riguarda le altre agrigentine, torna a successo il Camarat con l'altra squadra di Casteldaccia per 2-1, mentre continua il calvario per la Gattopardo che soccombe a San Vito Lo Capo per 3-1. Chi sta risalendo la china pericolosamente è la Mazzarese, che ha sconfitto il Bagheria e si pone a 3 punti dal Casteltermine. A proposito di quest'ultima, si attende il responso del giudice sportivo per poter avere la vittoria a tavolino contro il Partinico Audace. Basket a 2, battuta d'arresto per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri dopo 2 vittorie consecutive hanno perso con il punteggio di 84-76 a Rieti. La squadra di coach Cagnardi domenica prossima al Pala Moncada affronterà il Napoli. Volley B1 femminile, la SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona ha vinto in casa 3-0 contro Palmi. Il servizio di Lello Casesa. Ottimo esordio per il nuovo coach Massimo Dagioni. La SEAP Dallicardillo Aragona vince nettamente come da pronostico con un secco 3-0 il Volley Palmi, formazione che occupa l'ultimo posto della classifica con soli 2 punti. La partita era valida per la seconda giornata del ritorno di campionato di Serie B1. Questi i parziali al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento: 25-14, 25-15, 25-20. I 3 punti hanno permesso al sestetto del presidente Di Giacomo di rimanere al secondo posto della classifica, ad un solo punto della capolista Cerignola, che ha espugnato il campo del Forte Arzano per il 3-0. Il coach Dagione ha schierato il sestetto tipo con Trabucchi in palleggio, Ricò Posto, Manzano e Composto centrali, Donò e Moneta schiacciatrici, Parisi libero. Nel corso del match sono entrate il secondo libero Ruffa e la schiacciatrice Falcucci. La partita inizia nel segno della SEAP Dallicardillo Aragona, che entra in campo con la giusta determinazione. Il parziale è comandato dalle biancazzurre, nettamente superiori all'avversario in ogni fondamentale. Le calabresi non riescono a fermare la voglia di vittoria delle padrone di casa, che rimangono concentrate fino al termine e vincono il 7-25-14 con un preciso attacco di Serena Moneta. Sono adesso 34 i punti della squadra aragonese, che sabato prossimo sfiderà nuovamente al Pala Nicosia di Agrigento alle ore 17 la Fiamma Torrese di Torre Annunziata. La Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, lascia Sigonella. C'è il servizio. La Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, lascia la Sicilia per continuare il suo pellegrinaggio in altre zone d'Italia. Decine di migliaia di fedeli sono stati interessati sull'isola dal Giubileo Lauretano. 5 sono state le cerimonie religiose, di cui 8 officiate da 7 arcivescovi o vescovi diversi, a cui si sono associate numerose iniziative collaterali. Il pellegrinaggio dell'effigie sacra della Madonna di Loreto era iniziato da Sigonella 3 settimane fa, dove l'effigie era arrivata a bordo di un velivolo dell'aeronautica militare. La Madonna ha toccato poi le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Il viaggio della patrona degli aeronauti
si ricollega al percorso itinerante nazionale in tutti i reparti dell'Aeronautica Militare, una delle iniziative organizzate per l'anno del Giubileo Lauretano, concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto. Proprio da Sigonella, l'effigie è volata verso la circoscrizione dell'Aeronautica Militare di Lecce. Il trasferimento è avvenuto con il velivolo P-72A, approfittando di un'attività esercitativa già programmata nella zona adriatica. Prima di condurre in processione l'effigie sacra alla scaletta del velivolo, è stata allestita una celebrazione eucaristica alla presenza di tutto il personale di Sigonella, nonché i comandanti e le rappresentanze degli enti dislocati sul medesimo aeroporto siciliano, sia nazionali, carabinieri e marina militare, che stranieri, NATO e USA, oltre agli assetti dell'operazione Sofia di Spagna, Polonia, Lussemburgo. L'evento è stato allietato dalla cantante e pianista Sandra Fallica. La Madonna di Loreto era giunta a Sigonella da Lampedusa il 24 gennaio scorso. Nei giorni a seguire il pellegrinaggio è proseguito al distaccamento aeronautico di Siracusa, con l'apertura delle porte del sito militare al pubblico esterno per permettere di raggiungere l'effigie sacra, e alla 137esima squadriglia radar remota di Mezzo Gregorio, dove si sono svolte l'alzabandiera, la processione interna e la Santa Messa, officiata dal vescovo di Noto Antonio Staglianò. Tappa dell'effigie anche al comprensorio logistico di Fontanarossa, i teleposti meteorologici di Catania, Messina, Gela e Cozzo Spadaro a Portopalo. Diverse sono state le cerimonie nelle varie diocesi del territorio siciliano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.